Che strada ha fatto o che strada farà quando lascerà la Fiera di Vicenza? Ti dico solo che sabato mattina dovevo andare a Vicenza, ma ho fatto la pedemontana. Cioè sono uscito sulla 4, sono tornato indietro e comunque Conegliano, adesso mi faranno tutti i conti della velocità, Conegliano Casello, innesto a 4, 40 minuti. Cioè, vuol dire metà tempo, cioè, e io dico sempre che le prime volte che la utilizzi arrivi in anticipo agli appuntamenti, vi è già capitato, no? E penso che sia una bella infrastruttura. Posso dire una roba sulla pedemontana? Guardate, vi dico, intanto ringrazio il Presidente Cavion per l'invito e veramente grazie di cuore a tutti gli iscritti di Confartigianato. Sapete, questa è un'opera che nasce ai primi anni 90, quindi non è un'opera che siamo inventati l'altro ieri. Mi piace ricordare che questa è un'opera, l'attuale progetto che voi vedete, quello che abbiamo realizzato, è un progetto del 2002, la gara del 2006, l'aggiudicazione del 2009 in virtù di una sentenza di tribunale, perché poi c'è stato un contenzioso tra il primo e il secondo in gara, e poi l'inizio dei lavori è avvenuto nel 2011 e poi c'è stato un bel po' di problemi. Di fatto, guardate, voi potete calcolare che questa infrastruttura prende avvio nel 2017, il governo, per farci un grande favore allora, ci toglie addirittura il commissariamento a livello nazionale, non la reputa più una strada di interesse nazionale e ci ha scaricato il problema. C'erano cantieri al 20%, 300 milioni di espropri da pagare, è un disastro. Io avevo due alternative: dare ascolto a chi tifava perché le robe vadano male, cioè lasciarla lì, lasciare un disastro in mezzo ai campi, o tentare di chiudere l'operazione. L'operazione si è chiusa, abbiamo realizzato 94 km e mezzo di infrastruttura a pagamento, più 68 km, non ve lo dicono mai questo, di nuove strade, basta andare nel Bassanese, vedete le complenarie all'infrastruttura. Stiamo parlando della più grande opera oggi in cantiere d'Italia inaugurata, 2 miliardi e 258 milioni di euro di opere. Poteva costare 700 milioni di meno se non avessero fatto, e io non sono parte in causa su questo, ma non è una colpa negli anni, la scelta di farla in trincea, gran parte in trincea. Se la facevano un nastro d'asfalto sul piano campagna sarebbe costata 700 milioni di meno. Però vi ricordo che questa era una richiesta delle amministrazioni comunali e a mio avviso hanno fatto bene ad accoglierla in quegli anni, perché i sindaci hanno tutti votato a favore dell'infrastruttura. Questo va ricordato, perché quando si parla di istituzioni, no, qui non è che sono scappati per c'erano i comitati, i sindaci di allora hanno votato tutti a favore della realizzazione. Drena, diciamo, una delle strade più pericolose d'Italia, che è la Schiavonesca Marosticana, ci si impiega metà tempo rispetto al percorso che si faceva prima con strade, diciamo, ordinarie, e si consuma di meno, si inquina di meno, è più sicura, ed è l'infrastruttura tra le nuove infrastrutture in Italia che ha il pedaggio più basso. Allora non venitemi a paragonare il pedaggio della 4 che ha 72 anni con il pedaggio dell'infrastruttura che è stata aperta il 3 maggio, conclusa il 3 maggio 2024. C'è qualcuno che dice mai flussi di traffico. Guardate, noi siamo sui 55.000 auto al giorno, ce ne vogliono ancora per arrivare a quello che gli inglesi chiamano break-even, cioè al pareggio. Il nostro piano dei 39 anni il pareggio si dovrebbe raggiungere al 9° anno. Questi sono dati di studi di traffico, io non me ne intendo, questo è quello che ci dicono gli esperti che hanno depositato gli atti ancora anni fa. Però vi dico che se noi le infrastrutture non le realizziamo con una visione prospettica, continueremo a girare ancora nelle mulattiere. Cioè quei signori che sono andati a realizzare 72 anni fa la 4 Venezia-Milano, piuttosto che l'autostrada del Sole, se avessero dovuto fare il conto di quante auto c'erano, non avrebbero mai realizzato queste autostrade. Penso che il servizio al territorio sia eccezionale e ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, hanno condiviso questa sfida, in primis Confartigianato, ma penso anche alle altre associazioni, perché comunque non è stata una sfida facile. Certo. Grazie. Vi ricordo che il pedaggio lo incassa la regione, quindi bisogna utilizzarla, perché poi io devo pagare la rata al concessionario, e quindi anche questo è un modello nuovo di gestione, cioè un canone che paghiamo per 39 anni e gli incassi sono tutti nostri. Pensate a questo modello che è stato primo in Italia, che ci siamo inventati nel salvataggio di questo cantiere.
oggi è un modello che viene replicato a livello nazionale perché è un modello innovativo. Cioè non esiste un concedente, c'è un paron della strada che incassa i pedaggi, perché di solito i pedaggi li incassa il concessionario, quindi anche questa è una novità. Da qualche volta è stata definita anche un prologo di autonomia, no? La gestione del cantiere della Pedemontana. Che autonomia è quella che è arrivata in Parlamento? Assomiglia, è uguale a quella immaginata al momento del referendum? Ma guarda, quando tu compri un puledro, sai che sgroppa, non lo vedi sellato perché gli metterei la sella a 3-4 anni, dipende di che razza è, lo inizierai ad addestrare, inizierai a montarlo e poi magari anzi a guidarlo, diciamo, allora ti accorgerai che hai comprato Varenne o un brocco, però bisogna iniziare. Cioè, a me gli assistenti contrari mi ha sempre dato fastidio. Cioè, noi siamo partiti da zero. Se il lavoro che abbiamo fatto noi, partendo dal referendum, noi come comunità, partendo dal referendum del 22 ottobre 2017, l'avessero fatto 30 anni prima, 40 anni prima, oggi saremmo qui a parlare del tagliando dell'autonomia. Quindi penso che l'importante sia partire, perché quando io vedrò pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge, piaccia, non piaccia, poco venturosa, tanto venturosa, so che da un istante dopo posso andare a Roma a presentare la mia proposta d'intesa, cioè il contratto che ogni regione può proporre allo Stato. E da lì inizia il percorso, perché comunque è un percorso aperto, è un percorso che può essere in crescita. Vi ricordo che è previsto il tagliando, quindi vuol dire che ogni tot di anni si verifica se ti sei meritato l'autonomia oppure no, ma si entra anche culturalmente in un altro mondo. È inaccettabile che l'adagio che ormai stanno diffondendo alcune regioni in giro per l'Italia. Guardate che io sono veramente direi, Don Sturzo diceva sono federalista, sono unitario ma federalista impenitente. Lo diceva nel 1949, era un siciliano, Don Sturzo. Io sono assolutamente unitario e federalista impenitente, però è inaccettabile che alcune realtà, soprattutto istituzioni al sud, diffondano un adagio che è vergognoso. Se qui va male è colpa del nord. Queste robe qua io non le voglio sentire. Perché se tu hai, e non vengo a fare discorsi per strappare applausi, ma se tu hai cittadini che sono costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori dalla tua regione, ti devi chiedere perché e non dire che è colpa degli altri. Mi ha fornito l'assist per la sanità perché fare impresa, fare economia significa anche cercare di rendere attrattivo un territorio, e un territorio è attrattivo se c'è anche la possibilità di curarsi. Facciamo 2 parole sulle liste d'attesa. Guardate, intanto bisogna parlare di sanità conoscendo la sanità. La sanità del Veneto è gestita con 68 ospedali, 64.000 dipendenti, dei quali 12.000 sono medici. C'è qui l'assessore Lanzarin. E questa sanità eroga ogni anno, anche se non ce ne accorgiamo, e dobbiamo ringraziarli quei signori che lavorano negli ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Quali sono i problemi? Tanto i problemi che ci vorrebbe un po' più di orgoglio, perché io non ho mai trovato un'azienda che fa fortuna con i soci dell'azienda che parlano male dell'azienda. Dico anche che la qualità della sanità che eroghiamo è di qualità. Guardate, è notizia di poche ore fa, abbiamo finanziato un nuovo centro a Padova 2 anni fa, 3 anni fa, ho fatto la delibera, per le isole pancreatiche, ovvero impiantare delle nuove isole pancreatiche nel pancreas, in maniera tale che il diabetico grave, che non risponde più all'insulinoterapia, si ritrovi ad avere un pancreas che produce insulina. L'effetto di questo nuovo centro ci permette già di avere dei pazienti che dicono io sono rinato come un trapianto di reni, un trapianto di cuore, un trapianto di polmoni. Allora, questa sanità oggi che cos'ha? Siamo usciti dal Covid, giugno l'anno scorso avevamo 120.000 persone in attesa, cioè in attesa di una telefonata per avere una visita. Oggi ne abbiamo 14.000, tanto per dirvi il lavoro. Però dov'è il problema? Parlo a un'assemblea di imprenditori che mi capisce al volo. Input e output, dare e avere. Mancano 50.000 medici d'Italia, dei quali 3.500 mancano in Veneto. Allora, non serve aver fatto le scuole alte per capire che 3.500 per 10 visite al giorno fa 35.000 visite al giorno. Io quanti ne ho in attesa? 14.000 vi ho detto, no? Noi abbiamo un problema di
offerta, perché ci mancano i medici. Io non so più in che lingua spiegarlo, però c'è la coscienza a posto, perché quando lo dicevo io, ormai lo posso dire 8-10 anni fa, mi prendevo le insulti dalle università, da tutti gli esperti, da tutti quelli che come si può dire, per presa di posizione devono essere contrari a quello che dice il Presidente della Regione, e dicevo: guardate che ci troveremo senza medici, togliete il numero chiuso all'università, andate a cercare su internet a vedere quante volte l'ho detto. Ma a voi sembra normale che la selezione di un futuro grande chirurgo la si faccia con test seduti su un banco di scuola a 19 anni? Ma lo porterò in sala operatoria sto ragazzo e capirò se si taglia le dita o se opera bene. È inammissibile quello che sta accadendo. Oggi ci mancano i medici, e in un mercato poi globale dove qualcuno anche si guarda in giro, perché comunque il mondo è diventato più piccolo con i nuovi mezzi di comunicazione, questo mondo digitale è molto più piccolo, finisce che poi il risultato è questo. Però io penso che sia fondamentale dire che noi questa battaglia la vinceremo. Ve l'ho detto prima, 120.000 persone in attesa, 14.000. E ovviamente sono i 14.000 che poi si lamentano e danno ragione. Però voglio anche ricordarvi una roba, che questo in TV quando fanno le polemiche contro di noi non ve lo dicono. Noi siamo, aprite bene le orecchie, l'unica regione in Italia che su nostra scelta ha deciso, voi sapete che sono le priorità nelle impegnative, l'urgente, la B, la D, la P, la programmabile. E noi abbiamo deciso d'ufficio, siamo l'unica regione in Italia, qualche anno fa, di dimezzare le priorità per legge. Vuol dire che quando voi vedete 30 giorni, in Italia tutte le altre regioni hanno 60 giorni, sto parlando della categoria D. Quindi noi ci siamo anche autopenalizzati rispetto a questo, perché se io portassi a riparametrassi tutto diciamo, al decreto legge nazionale, io già tiro fuori la testa dall'acqua e faccio una grande respirata, perché trasformo tutti i 30 giorni in 60, i 60 in 120, quello che è. Però questo non vogliamo farlo, perché comunque è una sfida che vinceremo. Però guardate che noi abbiamo una sanità veramente, d'eccellenza. Investiamo ogni anno 70 milioni di euro in macchinari diagnostici. Poi sapete, vi dico solo una roba, la lista d'attesa si ottiene mancano i medici. Medicina difensiva, ormai sono tutti premi Nobel della sanità quando faccio la visita al medico. Tutti. Prima su internet si fa l'anamnesi, la diagnosi, la cura, tutto ore. E il medico quando arriva è in difesa, prescrive perché comunque non vuole i casini. L'inappropriatezza, capita anche che qualche prescrizione sia inutile, per questo i nostri medici che verificano contestano, ma non è la grande roba. E poi non dimenticatevi l'offerta diagnostica. Una regione che ha tanta offerta di macchinari, tra i primi a livello internazionale, stiamo comprando una 7 Tesla risonanza per l'Università di Padova, considerate che una macchina all'avanguardia oggi ha 3 Tesla, noi la compriamo a 7 Tesla, ce ne saranno 3 al mondo penso. Cosa fa? Ci porta ulteriori prescrizioni. 40 anni fa un bimbo che cadeva in bicicletta, gli facevi la lastra, vi ricordate? La lastra è trattenga il respiro, piff, fatta. Oggi un TAC non si nega a nessuno, giustamente, ma i tempi si sono dilatati. Un TAC vuol dire comunque, o una risonanza vuol dire dedicare al paziente giustamente 30-40 minuti e si spogli, si prepari, stia fermo, claustrofobia, aspetti un attimo. Così funziona. Questi sono i risultati, se ragioniamo in maniera aziendalistica. Se parliamo tanto per aprire la bocca, allora c'è tanta di quell'aria, tutti respirano. Senta, facciamo l'attacco anche al nostro rapporto con l'Europa. Abbiamo sentito le sollecitazioni del presidente Gianluca Cavion. Veneto, Europa, il rapporto soprattutto per chi vuole fare sviluppo, per chi vuole fare ricerca, per chi vuole anche sfruttare le risorse, i contributi che ci sono a livello europeo, passano anche per la regione Veneto. Come facciamo a facilitare questo rapporto? Il rapporto funziona, penso. Qui c'è anche l'assessore Donaziano, l'ho visto prima, è andata via. Vabbè, comunque è il Fondo Sociale Europeo, FERS e tutti i fondi, comunque noi siamo anche qui. Io non è che sono venuto con le palle girate oggi, ma siccome sono orgoglioso di essere veneto, per me è inaccettabile sentir dire in televisione che l'Italia non utilizza i fondi comunitari. Ma dite i nomi delle regioni che non utilizzano. Il Veneto utilizza i suoi, ogni anno chiede anche di utilizzare quei che altri non utilizzano, che sia chiara sta roba. Perché è ora di finirla con sta roba. Allora, io ho capito che siamo tutti per l'unità d'Italia, io per primo, ma io non sono per l'equa divisione del malessere, sono per l'equa divisione del benessere. E quindi se vogliamo
dividere equamente il benessere, bisogna che tutti diventino efficienti, se no finisce che non è efficiente ci trascina giù. In azienda succede questo. Quando tu hai una business unit, un'unità operativa che non produce, pesa sul bilancio aziendale, alla fine fa fallire l'azienda, nonostante tutti gli altri siano bravi a produrre. Allora, noi sui fondi comunitari, io penso che se il Parlamento europeo fosse fatto di veneti, prima il presidente Cavion ha fatto un passaggio, immagino l'abbiate colto, dice tarano tutto, no? Cosa ha detto il presidente? Tarano tutto su un modello che forse, mi permetto di dire, è fuori modello. Cioè, io mi ricordo quando ero ministro dell'agricoltura, andavo in Europa, c'è mezza Europa che conosce l'agricoltura, l'altra mezza che era quella che faceva le leggi, che se la inventava l'agricoltura. E poi il risultato lo vedi, cioè noi non abbiamo un modello di sviluppo fordista. Cos'è il modello fordista? Lo studi in economia, entra una verga di ferro e esce l'automobile del capannone. Noi siamo il distretto industriale diffuso, la piccola e media impresa, l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti. Siamo un formicaio, no? Che tutto assieme concorre. Dove sono i nostri magazzini? In strada, su Ducato sono, no? Passano da un'azienda all'altra e abbiamo tutti, diciamo, c'è tutta una rete, un network. Ecco, questo modello in giro per il mondo non lo trovi facilmente e quelli che fanno le leggi in Europa disconoscono un modello come questo. Allora, l'impresa europea viene da noi, no? Vengono i grandi gruppi, vengono tutti quelli che vogliono qualità artigianale. Che fare gli artigiani? Prima me lo chiedeva un giornalista, ma gli artigiani, gli ho detto, fare gli artigiani non vuol dire usare mano, vuol dire usare la testa. Anche sta roba qua la dobbiamo chiarire. Ve lo dice un figlio di un artigiano. Lo dice un figlio di artigiano che ha vissuto sempre in un'azienda dove comunque col capannone a fianco, cioè mio padre ancora adesso l'azienda ha la villetta e il capannone, c'è il modello Veneto. A qualcuno fa schifo in giro per l'Italia, ma siamo quelli che pagano le tasse e vi ricordano. Siamo quelli che versiamo, abbiamo 180 miliardi di PIL all'anno e lasciamo a Roma 21-22 miliardi all'anno, soldi prodotti da questo territorio. Allora io penso che il modello nostro è talmente particolare che ben venga che ci sia una grande squadra di europarlamentari che va su dal Veneto. A prescindere, ognuno vota chi vuole. Ma a me interessa perché porta una filosofia che è diversa da sti qua che vive sui condomini a Bruxelles, perché non c'entrano niente, non conoscono cosa vuol dire piccola media impresa, artigianalità, il fatto di essere anche la solidarietà, no? Una persona di 5 in Veneto fa volontariato, è una solidarietà che esce anche dal sociale, pensa anche alle imprese, queste forme associative, no? E Cavion giustamente rappresenta la più grande confartigianato provinciale d'Italia, mi sembra di aver capito, no? E saluto il presidente nazionale. Ecco, questo perché? Perché noi crediamo nelle forme associative, non sono un sistema magna e gestissi male, perché le interviste che seppur di parte che sono associati dicono la verità, in associazione ci si associa per essere più efficienti in impresa, questa è la sfida. Poi mi dice in privato qual è la TV che la fa così arrabbiare, perché l'ha già citata 3 volte, ma me lo dice in privato. Quelle nazionali e locali non bene. Parlavo per interesse personale. Allora, siamo in chiusura. Parlando di TV nazionali, se voi vedete, sembra che siamo con l'anello al naso, che siamo a aspettare qualcuno che viene a spiegarmi come funziona il mondo, basta, no? Vabbè, non era una TV locale, ok? Allora... Non è TV. E ha un bravo direttore. Siete il direttore? Adesso verifico. Allora, un'ultima domanda, perché poi appunto ci sono numerosi interventi. Vogliamo fare una battuta su un tema che ha diviso, che ha creato polemiche, anche qualche battuta. Le Olimpiadi, cosa porteranno? Che opportunità rappresentano per il Veneto? Adesso faccio io una domanda agli imprenditori. Vi racconto brevemente la storia delle Olimpiadi, una lunga storia brevissima. Il candidato ufficiale alle Olimpiadi 2026 era la regione Lombardia. Non c'era storia, nel senso che nessuno metteva in discussione questo e io me ne stavo buono. A un certo punto vedo che fa capolino l'Appendino, fa anche rima, che era sindaco di Torino, e dico, ma cosa succede? Cioè, se Lombardia vuole è il candidato italiano alle Olimpiadi, considerate Conte 1, l'Appendino è dei Grillini, si candida a Torino. Ho detto, qua i baruffano. Garantito che baruffano. Io aspetto l'ultimo giorno, senza dire niente a nessuno, neanche al sindaco di Cortina, devo dire che ogni volta glielo dico, scusami, aspetto proprio, penso, l'ultimo minuto, mando una PEC a Losanna e candido il Veneto.
detto, io mi posiziono. Dopo, questi qua fanno pace, è ovvio che mi fanno fuori. Ma se litigano è garantita che il posto è nostro. Hanno litigato. Hanno litigato. No, ma guarda, questa è la vera storia. Potete diffondere senza problemi quello che dico. Litigano, nasce questa idea di Milano Cortina. Fra l'altro il nome, l'idea di fare 2 località nasce da una mia idea, perché dicevano che era impossibile, mai accaduto. Ho detto, beh, cerchiamo di convincere Losanna. A quel punto chiamo una società che fa tutti questi dossier olimpici in giro per il mondo, che poi li fa a tutti, e mi dice, ma lei cosa vorrebbe valorizzare? Dico, guarda, io non so nulla di sport invernali, di ste robe. Chiedo e mi dicono, guarda, che l'unico, gli chiedo, ma qual è il problema che abbiamo a Cortina? E mi viene detto, noi abbiamo il bob abbandonato, cioè, un cadavere eccellente, una discarica su un versante di una montagna. Io non l'avevo mai visto in vita mia, che sia chiaro. Il bob più vecchio al mondo, 1928, un bob iconico, no? Cioè, come quegli stadi che comunque non puoi più demolire per quanto belli, per quanto storici sono. Dico a questi signori, facciamo il dossier incentrato sul bob, andiamo a Losanna e vinciamo, cioè Losanna, il CIO ci premia. Prima siamo andati, c'erano 7 stati stranieri che concorrevano alle Olimpiadi. Prima andiamo in Giappone, poi andiamo in Turchia, insomma alla fine si va a Losanna, cioè restano 2 stati, cioè noi con 2 regioni e la Svezia, che premiano noi. Quindi noi, ve la faccio breve, sapete qual è il bilancio delle Olimpiadi? Cioè, i schede delle Olimpiadi, le conoscete, il bilancio? Ve lo dico io. Allora, le Olimpiadi, a parte il fatto che portiamo a casa 1,5 punti del PIL, a parte il fatto che ci saranno 3,5 miliardi di cittadini del mondo che vedranno la nostra terra in TV, a parte tutto il movimento che si può immaginare, e se non si immagina ci accorgeremo, beh, se si va a Cortina lo si vede anche con le gru, e le Olimpiadi sono per noi 1,5 miliardi di infrastrutture, variante di Cortina, variante di Longarone, tutta una serie di strade, eccetera. Sono investimenti, ad esempio l'Arena di Verona, messa a norma per accessibilità 20 milioni di euro. Tra l'altro avremo il Papa il prossimo, non questo, il weekend successivo il 18 a Verona. E adesso vi dico il bilancio. Soldi già stanziati dal governo italiano, 1,174 milioni di euro, che arriveremo a 1,5 miliardi perché mancano ancora 243 milioni della variante di Cortina. Faccio la lotteria, la vinco. Sapete quanto mette il Veneto in questo 1,174 milioni? Cioè il costo nostro oggi reale delle Olimpiadi? 23 milioni. Secondo voi questa è un'operazione che io non dovevo fare per i veneti? Cioè porto a casa 1,5 miliardi, oltre a tutto il resto, e mi costa 23 milioni. Siamo qua a discutere del bob. A parte il fatto che non lo paghiamo noi, perché è 1,5 miliardi. Ma se mi avessero detto, ragiono da imprenditore, che il giorno dopo, finite le Olimpiadi, dovevo macinare il bob, era sempre un affare. È chiaro, no? Luca Zaia, grazie per essere stato con noi. Ringrazio il Presidente Cavion che è stato gentile a invitarmi e tutti voi per la cortesia di avermi ascoltato. Mi scuso perché il Presidente lo sa, adesso devo andare via. C'è la Pedemontana che ti aspetta. Cioè, se no uso voi altri, uso me. Grazie. Grazie Presidente.